L'atleta della Milone Siracusa Giusy Parolino con 26,16 m vince la gara di lancio del giavellotto nella categoria assoluti che si è disputata sabato a Catania, una giornata di sana aggregazione organizzata dall'Altis Atletica finalizzata a stimolare il movimento dei piccoli talenti siciliani. Durante la manifestazione hanno preso parte alle gare assolute un bel numero di campioni dell'atletica leggera italiana. Bisogna trasmettere ai giovani l'amore per lo sport come fonte di principi di vita sana e rispetto per se stessi e per il prossimo, dichiara il grande campione della velocità Francesco Scuderi. Simbolo di tenacia, forza e costanza in pedana a Catania la giavellottista Parolino che da anni colleziona oltre a record e medaglie tanti riconoscimenti siciliani e nazionali. Anche in questa occasione ha ricevuto una bella accoglienza e tanti attestati di stima. Durante l'apertura della manifestazione Luigi Pennisi ha presentato ai ragazzi la campionessa parlando non soltanto dei suoi innumerevoli risultati ma anche esempio di valori e virtù. La Parolino, oltre a dare spettacolo con il suo giavellotto ai tanti presenti, a sorpresa dopo la sua gara è stata chiamata sul podio per premiare i giovani campioni delle gare di velocità. Gareggiare nella mia amata Catania è sempre una gioia, dichiara la campionessa di giavellotto, ed è stata una giornata ricca di emozioni. Stare accanto ai ragazzi è sempre un'esperienza bellissima che ci arricchisce con un mix di forza, luce e amore puro. Quando sei chiamata ad essere un esempio da seguire, ha continuato, una grande responsabilità e capisci che il vero valore viene apprezzato sempre. Sono certa nasceranno tanti futuri grandi campioni dell'atletica leggera siciliana. L'unico rammarico che mi rende veramente triste, conclude, è non vedere mai ragazzi agrigentini a queste competizioni.